A 2 settimane dall'aggressione a Davide Mangiapane, il 23enne africano pestato a sangue all'Ercara-Friddi, arriva il primo arresto con l'aggravante dell'odio razziale. Ai domiciliari finisce Giuseppe Cascino, 29 anni, accusato di aver massacrato di botte il ballerino di colore lo scorso 22 luglio davanti a un pub. I militari hanno eseguito un'ordinanza cautelare con applicazione del braccialetto elettronico. Il 29enne Giuseppe Cascino era insieme a un minorenne ed è stato denunciato. Davide Mangiapane, di origini mauriziane, adottato alla nascita da una coppia di Agrigento, era stato preso a calci e pugni mentre gli gridavano "sporco negro, vai via di qua, non sei degno". Frasi sentite dalla vittima e dai testimoni, ascoltate in questi giorni dai carabinieri. I suoi aggressori gli hanno fratturato la mandibola lasciandolo a terra svenuto. Sono contenta ma anche dispiaciuta, dice la mamma di Davide, Rita Tagliareni, perché non fa piacere vedere un ragazzo agli arresti, ma è giusto che la legge faccia il suo corso. Davide è stato dimesso dall'ospedale da 3 giorni, ma ha problemi di udito, una situazione da rivedere. Non dovevano, conclude, fare tutto questo a mio figlio. Davide è stato preso a calci e picchiato anche mentre era a terra ferito, dice il colonnello Luigi De Simone, comandante del gruppo Monreale dei Carabinieri che ha condotto l'inchiesta. La lite è iniziata per futili motivi, spiega ancora il colonnello De Simone, ed è sfociata in un vero e proprio accanimento nei confronti della vittima.